Buon pomeriggio, bentrovati. Anteprima corner, è il momento di fare il punto, l'analisi di quello che è stato il fine settimana calcistico per le principali formazioni siciliane. Come sempre cominciamo con il campionato di Serie C, con la Lega Pro, il girone meridionale. Andiamo subito a vedere intanto i risultati e poi vedremo anche la classifica che si è determinata dopo quanto accaduto nella giornata di ieri. Questi fra non molto li vedremo, sono stati i risultati che sono maturati sul campo. Fra poco parleremo anche del Catania, un Catania che vedete ieri ha vinto sul campo del Trapani per 3-0, ma comunque Crotone Latina 4-0, questo è il quadro definitivo ormai. Messina Altamura è finita 3-1, Casertana Foggia 4-0, Picerno Sorrento 2-0, il Cerignola ha battuto il Monopoli per 1-0, il Trapani superato dal Catania a domicilio per 3-0, Potenza e Giuliano è stato un pareggio direi con tanti gol 4-4, l'Avellino che ha battuto il Benevento 2-1. La classifica che viene fuori dopo 34 giornate, vedete l'Avellino è più 2 rispetto al Cerignola a 63 punti, poi proprio il Cerignola a 61, il Monopoli a 53, il Crotone a 51, il Catania a 47 punti e in questo momento è da solo al quinto posto, poi c'è il Benevento a 46, il Potenza a 45, Picerno 44, Giuliano 39 punti, a 38 la Cavese con la Juventus Next Gen, 34 punti per l'Altamura, 32 Sorrento e Trapani, 30 punti per il Foggia, 28 il Latina, 25 la Casertana, Messina 19 punti, in questo momento il Messina diciamo disputerebbe il play-out. Buon pomeriggio ad Alessandro Vagliasindi che è con me in studio anche questa settimana. Alessandro, parliamo del Catania, un Catania che ha inanellato 8 risultati utili consecutivi. La vittoria di ieri sul Trapani molto convincente, soprattutto nel secondo tempo, una squadra che con il recupero di giocatori importanti che sono stati a lungo assenti per diversi motivi, ma soprattutto per infortuni, e anche l'inserimento diciamo, nella struttura di squadra dei nuovi acquisti, mi riferisco non solo in difesa ma anche in attacco. È una squadra che sta iniziando a fare un cammino che più certamente è in linea con quelle che erano le attese, anche se ormai siamo a fine stagione. Ma quello che è più importante, Angelo, è che questa consapevolezza sia arrivata adesso, in vista della conclusione della stagione regolare, ma soprattutto dell'appendice ai playoff, perché inanellare ora questa serie utile è proprio il momento ideale della stagione, e la considerazione che possiamo fare che in queste ultime 3 partite dove il Catania non ha subito gol, cioè Messina, Crotone, Trapani, non mi ricordo particolari tiri in porta delle squadre avversarie sui quali Dini è stato protagonista. Questo significa che il Catania adesso ha una solidità che per larga parte di questo campionato non avevamo visto, e anche in un pomeriggio potenzialmente difficile, perché questa era una partita trappola. Il Trapani aveva l'ultima fish per agganciare o sperare ancora di agganciare il treno dei playoff, una squadra che è stata caricata durante la settimana in maniera importante dal suo patron, e che poteva rappresentare, anche per coefficiente tecnico complessivo della rosa a disposizione, insomma, oggi di Aronica, ieri di Torrente, poteva rappresentare veramente un test probante. Il Catania è stato un Catania pragmatico, giudizioso, ordinato, ha aspettato il momento giusto per uscire dal guscio e adesso ottimizza al massimo anche il lavoro sulle palle inattive. Abbiamo visto a Messina il gol di Lunetta su calcio d'angolo, col Crotone una doppia occasione, Gherardi Quaini sugli sviluppi di un altro corner, ieri un altro corner con l'uscita del pallone verso Anastasio che poi trova quella conclusione. Per il gol di Anastasio. Quindi è un lavoro in profondità che adesso sta dando i frutti. E un'altra sottolineatura, Angelo, quella relativa alla condizione atletica, non solo del recupero degli infortunati ma della condizione e del volume atletico che la squadra riesce a esprimere nell'arco della partita. È una squadra che conclude le partite in crescendo, anche col Crotone, a Messina ieri
col passare dei minuti, anziché accusare un calo, la squadra cresce e riesce ad arrivare proprio nella fase più importante della gara con più sprint rispetto alle avversarie. Evidentemente, dico io, lo staff tecnico di Toscano in un certo momento della stagione, ovviamente non ce lo hanno detto, ma sono notizie riservate, ovviamente, che non vengono diffuse all'esterno, in una certa fase della stagione è stato fatto un lavoro di carico importante che progressivamente ha dato i suoi frutti ed è funzionale a far arrivare la squadra ai playoff nelle migliori condizioni atletiche possibili. Sentiamo le parole di Napoli, che ieri ha sostituito Toscano in panchina perché Toscano era squalificato, uno stralcio del suo intervento in diretta. È stata una partita che l'abbiamo legittimata in lungo e in largo, soffrendo un po' nel primo tempo su qualche situazione che magari c'era da soffrire, però credo che la squadra ha dimostrato poi di giocare e vincere questa partita dominandola. E credo che la squadra, come già ha detto il mister alla vigilia di questa partita, la squadra sta crescendo, la squadra è una squadra più matura, più consapevole delle proprie possibilità e vogliamo continuare a crescere, vogliamo continuare a fare bene per arrivare a fine campionato nel migliore dei modi e poi prepararci per l'altro mini campionato che si appresterà ad iniziare. Allora, questo certamente adesso è l'obiettivo, arrivare bene, arrivare in condizione ai playoff. La squadra stamattina ha sostenuto una seduta allenamento, era presente Roberto Inglese che è tornato, diciamo, in sede dopo un periodo di cura nel Veneto, è un Inglese su cui insomma c'è ottimismo per averlo nel più breve tempo possibile proprio a disposizione. Questo poi non vorrà dire che giocherà che tutta la partita. Pronto e subito, però potergli dare un minutaggio progressivo nell'ottica di quello che diceva prima Napoli, cioè poi l'altro mini campionato, cioè avere tutti gli effettivi o la maggior parte degli effettivi in condizioni idonee per dare un contributo, perché insomma non lo scopriamo oggi, il Catania in attacco purtroppo, tolto Inglese, ha poche certezze e quindi avere Inglese e possibilmente anche Dal Monte renderebbe insomma, il passaggio dal campionato ai playoff molto più agevole. Indubbiamente non si può regalare a nessuno un giocatore come Inglese, in special modo se poi tu hai un obiettivo che è quello di andare insomma, a lottare per la promozione attraverso i playoff. Abbiamo sentito prima Napoli, lo stesso Napoli ieri ha confermato che c'è una presa di coscienza anche della squadra a livello mentale di quello che è la realtà in cui ci si trova adesso, cioè il campionato di Serie C. Magari probabilmente molti giocatori pensando di essere a Catania nella loro testa avevano immaginato di poter fare un campionato facile, in scioltezza. In realtà, diciamo, le difficoltà non sono mancate quest'anno e forse non c'era la determinazione giusta per affrontare un campionato in cui le partite si vincono con partite sporche, con magari un gol all'ultimo minuto. Serie C è questa, la Serie C, insomma, non la scopriamo dove non oggi. conta soltanto la tecnica, ma contano anche altri fattori. Sì, possiamo dire oggi, perché stiamo analizzando ovviamente un momento importante e favorevole del Catania, che il tanto criticato mercato di gennaio del Catania, con la partenza di Castellini, col mancato arrivo dell'attaccante diciamo, prolifico, in realtà è stato un mercato di gennaio che poi ha prodotto questi risultati in termini di gruppo. Non sempre spendere tanto, e lo sappiamo per quello che è successo l'anno scorso, significa potenziare la squadra e renderla più competitiva. Evidentemente in questo lavoro di cessioni e acquisizioni, probabilmente anche qualche giocatore che era in esubero, giocatori che tra virgolette pesavano nella gestione della settimana, ha portato oggi un gruppo, che è la cosa su cui non si può prescindere nella prospettiva di un campionato ambizioso. Quindi oggi c'è un gruppo
Dove può arrivare questo gruppo non lo sappiamo, anche perché poi nei playoff, lo sappiamo benissimo, vince la Carrarese che non era pronosticata, magari floppano, faccio gli esempi, il Vicenza piuttosto che la Ternana, dico, è un altro campionato. Però ecco, arrivarci con queste credenziali secondo me è il viatico migliore. Prima di chiudere il segmento riservato al Catania, in qualche modo poi ci torneremo quando parleremo di Trapani e di quanto sta accadendo proprio a Trapani, il caos in cui è precipitata la squadra, l'esonero ieri di Torrente, di fatto quasi in diretta mentre eravamo in onda con la partita. Voglio vedere il top? Vediamo, proprio questo dicevo, vediamo il top del match, poi stasera le pagelle complete. Sì, per noi il top del match è Armando Anastasio, soprattutto per l'importanza del gol che ha aperto il risultato, un giocatore anche lui in crescita, anche da un punto di vista atletico e soprattutto in possesso di una capacità balistica che ha determinato questa conclusione spettacolare. Possiamo vedere la grafica di sì. Eccola qua, la vediamo subito, adesso la mostrano a tutto schermo anche. Spettacolare, che non ha dato scampo a Uicai, e per averla vista dal vivo, Angelo, ti posso assicurare che due cose mi hanno colpito. In primis il rumore del pallone che parte dal piede, il piede sinistro di Anastasio, e poi questa traiettoria che forse dalle immagini televisive non si riesce a vedere appieno, questa traiettoria indecifrabile, cioè il pallone girava tante volte prima di arrivare nello specchio della porta, quindi veramente un gran bel gol, e non è il primo che Anastasio mette a segno. Probabilmente tirare da fuori aria è un fattore su cui bisogna lavorare ulteriormente, perché in tante situazioni di partite bloccate fa la differenza. Bene, allora ci fermiamo qui per adesso per parlare direttamente di Catania. Abbiamo rivisto il gol di Anastasio nel frattempo grazie alla regia. Ci fermiamo, una breve sosta e poi andremo a Palermo con Marco Gullà per celebrare, diciamo così, il ritorno alla vittoria anche del Palermo, perché la squadra di Dionisi ha ottenuto una vittoria in trasferta sul campo della Salernitana che riporta i rosanero dentro la griglia dei playoff, anche se a un certo punto non è mancata la paura, perché il gol all'ultimo momento, diciamo, della Salernitana ha fatto riapparire qualche fantasma. Tutto questo fra pochissimo. Rieccoci di nuovo insieme all'anteprima corner. In studio con me c'è questa settimana Alessandro Vagliasindi. Allora Alessandro, ricordiamo che stasera durante corner in collegamento con noi avremo anche Stefano Sturaro, che si appresta anche lui a tornare a disposizione, diciamo, del Catania a tutti gli effetti. Era già in panchina ieri, lo è stato sia a Messina che contro il Crotone. Nonostante non abbia trovato minuti, però una cosa da sottolineare è quella dell'abbraccio, il primo a uscire dalla panchina per andare ad abbracciare Lunetta in occasione del secondo gol. Anche questo testimonia, diciamo, questo rinnovato spirito di gruppo del Catania. Bene, grazie. Allora stasera 20:45 c'è corner come sempre. Marco, buon pomeriggio a te, Gullà. Buon pomeriggio a tutti voi. Allora Marco, il Palermo, diciamo, si conferma, nel senso che alla ripresa dopo la sosta riesce sempre a fare risultato. L'ho fatto anche a Salerno. Sì, la sosta porta bene, possiamo dire, perché il Palermo ha sempre fatto punti al rientro dalla sosta in questo campionato, a eccezione invece dell'anno scorso, quando ad esempio dopo la sosta il Palermo perdeva regolarmente. Quindi insomma, in questo senso qualcosa è cambiato rispetto al film, rispetto alla pellicola dell'anno scorso, che per tanti versi sembra davvero analoga. E invece un altro dato sicuramente è quello che il Palermo è tornato a vincere all'Arechi, in 20 confronti aveva vinto soltanto 3 volte, in una sorta di tabù. Ieri ha vinto. Vediamo anche la classifica, la vittoria assolutamente d'oro, perché permette al Palermo intanto di rientrare in zona playoff, addirittura di scavalcare pure il Cesena in questo momento ed essere settimo in classifica, e perché no, dare anche, insomma, apre anche una finestra verso il sesto e quinto posto, perché comunque Catanzaro e Juve Stabia hanno un distacco di 4 punti e, volendo, considerato che mancano ancora 7 partite, è un divario assolutamente colmabile. Non credo la Cremonese, che ha
comunque 7 punti già di vantaggio nei confronti della formazione rosanero. Quindi vedi come una vittoria ha cambiato anche un po' la visione, ha cambiato anche un po' il mondo intorno alla squadra. Alla vigilia della partita contro la Salernitana davvero c'erano tantissimi nuvoloni grigi che un po' insomma aleggiavano sul Palermo. Dopo questa partita diciamo che adesso i rosanero, addirittura i tifosi, sperano e pensano in grande, visto che comunque la vittoria di ieri è stata una vittoria netta, al di là del gol subito, poi nei minuti finali il solito gol subito, frutto anche di un'ingenuità difensiva. Comunque il Palermo ha retto, ha giocato bene, soprattutto nel primo tempo ha dimostrato di essere una squadra che a calcio ci sa giocare. Sentiamo Dionisi e poi torneremo a parlare del Palermo e ci proiettiamo anche a quello che è il prossimo impegno. Non sarà una partita facile, ne parliamo fra poco, intanto sentiamo Dionisi. Una gran bella partita, nel primo tempo siamo stati veramente bravi, il secondo era normale subire un po' la loro forza, la loro foga, dovevano fare giocare tutto per tutto, l'abbiamo contenuti bene, peccato aver preso il 2-1 in una situazione abbastanza comoda per noi, perché abbiamo preso gol su un cross da sicuramente un giocatore bravo, ma per struttura no, però insomma portiamo a casa un ottimo risultato, un'ottima prestazione, ma d'altra parte è quello che stavamo facendo da un po'. Poi ho sentito troppe parole negative dopo 15 minuti contro la Cremonese che non meritano i ragazzi, quindi oggi la vittoria è tutta dei ragazzi. Allora, l'elogio dei ragazzi da parte di Dionisi, che in viso comunque sembra abbastanza approvato rispetto ad altre uscite, nel senso che evidentemente il peso, la responsabilità, il fatto che sia arrivato anche questo gol ai minuti finali che ha fatto ritornare alcuni fantasmi in mente, immagino, a tutta la squadra, a tutto il gruppo. A tutti i tifosi pure credo, perché un po' tutti facevano gli scongiuri dopo ovviamente il gol della Salernitana, però io ad esempio ero molto sereno perché ho visto davvero una squadra questa volta molto compatta, solida, anche in difesa nel primo tempo non ha quasi concesso nulla alla Salernitana, poteva anche chiuderla prima la partita se avesse avuto magari maggiore cinismo sotto porta Brunori poi nella ripresa, ma anche primo tempo Segra ha avuto una clamorosa occasione, poi Ampallo ne ha avuto un'altra, insomma i gol potevano davvero essere sicuramente di più di 2, poi è ovvio che nel calcio esistono anche gli avversari, quindi è ovvio che poi il Palermo ha un po' abbassato i giri del motore, la Salernitana è venuta a galla, ha trovato questo gol nel finale, ma poi al contrario delle altre volte, questa volta il Palermo ha portato a casa il risultato. È una prestazione importante, positiva, e tu dicevi Angelo, facevi cenno alla prossima sfida che potrebbe insomma dare intanto maggiore fiducia alla squadra, anche consapevolezza dei propri mezzi. Ricordiamo che la prossima partita sarà quella contro il Sassuolo in casa, quindi una sorta di mission impossible, anche se in Serie B sappiamo benissimo che non è come la Serie A, ci sono partite molto strane, partite a volte pinocchiesche che possono comunque permettere a Davide di battere Golia. Il Palermo non è Davide, il Sassuolo è Golia, ma il Palermo non è Davide, il Palermo è comunque una squadra solida, una squadra che al di là delle defiance, comunque come ho detto poc'anzi, è una squadra che sa giocare a calcio, perché se no non farebbe il secondo gol, ma neanche il primo, con questa parabola di Brunori ad insaccarsi all'angolino. Quindi è una squadra che ha qualità, però è ovvio che al cospetto di un Sassuolo schiacciasassi sarà sicuramente una sfida molto ma molto proibitiva. Anche un pareggio secondo me farebbe felice Dionisi, la squadra e anche i tifosi. Marco, ti volevo chiedere quanto hanno pesato in positivo diciamo tutto quanto accaduto, tutte le polemiche, le discussioni, il ventilato esonero, il fatto che poi sia stato confermato Dionisi. Secondo te c'è stata una presa di coscienza anche da parte della squadra di stare accanto all'allenatore, oppure lo stesso Dionisi ha cambiato un pochettino il modo di interpretare le partite, di farle interpretare ai suoi? No, guarda, secondo me Dionisi non è cambiato. Anche ieri, insomma, la formazione che ha schierato per alcuni versi non mi è piaciuta tantissimo. Poi ovvio che i risultati parlano, io avrei inserito certamente Ranocchia, perché è un sacrilegio tenere fuori un giocatore come Ranocchia, poi anche nei cambi, nella gestione dei cambi non è stato limpidissimo, però al di là di questo contano i risultati. Il Palermo ha vinto, quindi ha ragione Dionisi. La squadra è con Dionisi e lo abbiamo detto anche la settimana scorsa. Quello che ci arriva, quello che ci risulta è che comunque lo spogliatoio è compatto, è unito, è coeso, la squadra è con il suo allenatore. Ci sono ovviamente anche valutazioni diverse, ci sono giocatori che ovviamente non la pensano
come alcuni leader, però insomma per la maggior parte insomma, della squadra dell'ossatura possiamo dire che tutta la squadra è a favore del suo allenatore, se no ovviamente non staremmo qui neanche a parlarne. Ovvio che però comunque Dionisi nella sua gestione anche della partita, dei cambi, che poi insomma, è una sorta anche di tallone d'Achille da parte del Palermo, perché ogni qualvolta che Dionisi inizia a fare le sostituzioni il Palermo inizia a rallentare, inizia ad annaspare e soprattutto inizia anche a subire gol, quindi poi sicuramente da rivedere, però il Palermo è settimo in questo momento, ovviamente alla vigilia del campionato un po' tutti pensavamo che i rosanero potessero addirittura giocarsela per la promozione diretta, quindi i risultati in questo momento non stanno dando ragione in pieno né all'allenatore né alla società, ma ci sono certamente 7 partite per cambiare questa pellicola, Angelo. Grazie Marco, ci Ciao, ritroviamo. Marco. Ciao, ti saluta anche Alessandro Magliasini. Grazie a voi. Allora, volevo semplicemente dire che facciamo un'altra sosta, dopo vedo già in collegamento in bassa frequenza Sergio Colosi, attiveremo anche il collegamento con Trapani, Franco Cammarasana, fra pochissimo, restate insieme a noi. Allora, l'ultimo segmento di Anteprima Corner, come anticipato, buon pomeriggio Sergio Colosi. Ciao Angelo, buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio Sergio. Andiamo da Franco Cammarasana, buonasera, anzi buon pomeriggio Franco anche a te. Buon pomeriggio a te Alessandro. Ciao Franco. Allora, partiamo, se Sergio è d'accordo, dal Trapani in questa settimana, perché la scossa è stata forte. Vorrei sentire subito le parole di Antonini. Sentiamo cosa ha detto Antonini. Decisione ormai inevitabile, visto come soprattutto la partita è stata persa e in maniera assolutamente meditata e praticamente senza giocare il secondo tempo, e credo che la squadra lo abbia di fatto esonerato da sola, quindi purtroppo è una decisione che dobbiamo prendere. Lui tanto non si dimetterà mai, l'ha detto, perché è convinto di star facendo un ottimo lavoro portandoci quasi in Serie D, e quindi purtroppo è una decisione che a questo punto deve prendere la società. Beh, se vedete come si impegna e gioca il Messina, come ci impegniamo e giochiamo noi, la matematica ancora ci dà che dobbiamo fare, per essere sicuri, 4 punti. Io oggi non ho la minima sicurezza che faremo 4 punti da qui alla fine, quindi il Messina secondo me, così come sta andando, può fare tranquillamente 12 punti e quindi dobbiamo stare attenti. Allora, Antonini dice che bisogna fare attenzione. Franco, vengo da te perché la situazione in casa Trapani torna di nuovo agli allenamenti aronica, però certamente ieri non è stata, diciamo, la migliore prestazione del Trapani, così come nelle ultime settimane, perché ricordiamo che quella di ieri è la 6ª sconfitta consecutiva. La conseguenza di tutti gli errori commessi durante la stagione e amplificati nel corso dalla campagna della finestra di mercato poi di fine gennaio. Errori su errori. Da oggi pomeriggio Totò Aronica è alle prese con la squadra, il primo contatto, fra l'altro si ritroverà in queste ultime partite ad allenare una squadra completamente diversa da quella che allenò fino all'11 dicembre, quando fu sollevato dall'incarico dal presidente Antonini. Cosa potrà fare Aronica? Intanto inserire negli schemi della squadra il tedesco Kragel, richiamato la scorsa settimana dal presidente per dare una mano d'aiuto un pochino alla squadra, nel tentativo disperato di magari trovare una vittoria contro il Catania e magari reinserirsi nella lotta per i playoff, cosa prevedibilmente molto difficile, come poi si è rilevato, perché il Trapani ha resistito una quarantina di minuti, poi si è sciolto come neve al sole a confronto di un Catania che nemmeno ha dovuto fare grandi sforzi per ottenere i 3 punti. Ieri sera, oltre alla notizia ufficiale dell'esonero di Torrente, è connessa anche la notizia dell'esonero del preparatore atletico Alessandro Pastore, che Torrente aveva voluto fortemente con sé a fine gennaio, quando subentrò a Capuano. Adesso il Trapani ha 3 partite in casa e 2 fuori, in cui dovrà conquistare i punti necessari per evitare ulteriori rischi, quelli cioè di partecipare ai play-out. È un'eventualità molto difficile, perché in queste 5 partite
ripeto, c'è tutta la possibilità di rimediare un pochino e salvare quantomeno il salvabile di questa stagione. Sono 3 partite in casa ma fuori, questo conta poco perché il Trapani negli ultimi tempi praticamente ha perso fuori come allo stesso modo ha perso dentro. Quindi, ripeto, bisognerà, cosa può fare Aronica? Anche pungere nell'orgoglio questi giocatori che sono rimasti, anche perché questi avranno sicuramente, siccome molti di loro andranno via ieri pomeriggio, poi Antonino lo ha detto chiaramente in conferenza stampa a fine gara, dovranno cercarsi una nuova squadra e quindi dovranno mettersi quantomeno in mostra per spuntare qualche ingaggio a fine stagione. Vedremo, ripeto, già intanto sabato prossimo l'impegno sarà molto probabile e probante, perché il Trapani incontrerà il Latina in trasferta, il Latina di Roberto Pescaglia, molto noto a Trapani come tutti sapete, in quanto ha lasciato il segno in positivo alla guida della squadra granata. Ciao Franco, volevo tornare sulla partita di ieri. Sì. Questa è una squadra, parlo del Trapani, costruita con la difesa a 4. Ieri si è schierato appunto in un altro modo, la difesa a 3, 2 esterni, che poi in realtà per caratteristiche non mi sembra fossero dei quinti di centrocampo effettivi. Forse è stata una mossa dettata dalla paura, cioè intanto non le prendo e poi magari la vinco. Sei d'accordo su questa analisi? Sì, sono d'accordissimo con te, però il fatto di snaturare sotto l'aspetto tattico una squadra che nelle precedenti partite aveva giocato col 4-3-3, fra l'altro inserendo un giocatore nuovo, sicuramente, come si è visto poi chiaramente, la squadra ne ha sofferto fin quando ha potuto gestire la palla nei primi 20 minuti della partita, senza che il Catania, senza commettere errori gravi, con Catania, ripeto, in fase di controllo della partita, sia in fase di possesso che in fase di non possesso, ripeto. Poi però, secondo me è stato un errore, però col senno di poi tutto chiaramente può essere criticabile. Sicuramente non c'era confronto ieri tra il Trapani, il nuovo Trapani, chiamiamolo così, e il Catania, si è visto sul piano dell'esperienza, sulla condizione fisica e su altro. Grazie Franco. Ne approfitto, Franco, per ringraziare, diciamo, tutta la città di Trapani da un punto di vista calcistico per l'accoglienza che ci è stata riservata, veramente emozionante. Grazie. Allora, grazie ancora, grazie. Ci ritroviamo lunedì prossimo con Anteprima Corner, ci racconterai del Trapani in settimana, dobbiamo andare a Messina, siamo con i tempi ristretti, però conosciamo quella che è il dono di sintesi di Sergio Colosi. Abbiamo 3 minuti per dire di questo Messina che è praticamente la mina vagante del campionato. Adesso in questo momento si è assicurato certamente di giocare il play out, in questo momento il Messina è un Messina che nonostante le tante difficoltà continua a fare risultato, continua a vincere e a fare sperare in un miracolo. In un miracolo, certo. E ci vuole davvero un miracolo. Proseguono le 2 partite, quella dentro e fuori dal campo. Dentro il campo una bella gara contro l'Altamura, che ha fatto anche bene. Nel primo tempo ha avuto 7 occasioni, compresi 2 pali, un rigore parato da Kravikas, ma i migliori complimenti li ha fatti il tecnico Daniele Di Donato, ex giocatore del Palermo, che ha lodato la prestazione del Messina encomiabile in queste settimane, che vince ma anche quando perdeva e non riusciva a ottenere il risultato. Sotto questo profilo però bisognerà vedere quanto queste vittorie saranno decisive per poi quella che è l'altra partita che si gioca fuori dal campo, che riguarda una società sempre più fantasma. Le trattative ci sono, gli americani hanno anche offerto 300.000 euro a fondo non perduto, però con precise garanzie, ma sarebbero pronti a darle come sponsor, a patto che ovviamente poi si provveda alla cessione del club. Cissé ha staccato il cellulare nell'ultima settimana, di Sciotto non si hanno notizie, è praticamente una società che non paga, che vuole rimanere al timone. I tifosi parlano che quasi quasi sembra che vogliono fallire. Non ci sentiamo di smentirli in questo momento, perché non si capisce proprio quali possono essere le mosse, perché se uno non ha soldi per pagare e non vuole rimanere alla guida di un club, è ovvio che vada via, e le trattative ci sono, e anche serie e concrete. Staremo a vedere, sono sempre nei 3 minuti, e ti dico anche
il prossimo impegno, che vado a sintetizzare, fondamentale per il Messina a Potenza contro il Sorrento, e mancherà Buchel, che di questa squadra è l'anima, insieme a Crimi, mentre tornerà disponibile dell'Aquila, che ha aspettato una giornata di squalifica, e miglioreranno le condizioni di Ingrosso e di Chiarella, che è tornato in campo sabato scorso. Oh, sei stato velocissimo. Una sola considerazione velocissima per non sforare i 3 minuti. In questo momento della stagione chi è favorito tra Casertana e Messina? Nello spareggio? Ma nello spareggio, sai, poi lì può cambiare tutto, perché il Messina ci arriverebbe ovviamente con una forza fisica, mentale, atletica notevole, anche se pure la Casertana è una squadra abbastanza tosta, che ha anche fatto 4 gol contro il Foggia sabato scorso, per cui sarebbe una partita molto equilibrata, credo, ma bisognerà vedere, uno, se ci arriva il Messina ai play-out, e 2, se sarà la Casertana l'avversario, perché c'è anche il Latino che è in crisi. Ricordiamo, la Casertana però deve giocare 3 partite fuori e una in casa contro il Crotone, che non è il migliore degli avversari, mentre il Messina ne deve fare complessivamente 3, perché il 12 aprile riposerà. Grazie, grazie Sergio, ci ritroviamo con l'anteprima lunedì prossimo, torniamo Alessandro alle 20:45 per Corner, versione estesa, ci occuperemo tanto di Catania, Stefano in studio Sturaro, Maurizio Pellegrino, in collegamento Stefano Sturaro, insomma e abbiamo tante altre notizie, tanta carne al fuoco. Tantissimo, grazie per essere stati con noi, vi ricordiamo chiaramente, poi dopo Corner stasera c'è anche la differita di Trapani-Catania con il commento di Angelo Patanè e Carlo Breve. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio.